Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Rocella Ionica. Stiamo per trasmettervi la 25esima giornata di campionato, dove la Pallavolo Jolly 5 Frondi in trasferta affronterà i cugini, diciamo, del Rocella, Volley Rocella. 30 punti in classifica per Volley Rocella. Jolly matematicamente prima con 3 giornate d'anticipo e ha conquistato anche la Coppa Calabria settimana scorsa. Squadre pronte ad entrare in campo. Ci sarà Rocella al servizio con il numero 18, il fratello del libero della Jolly, Santa Croce. Lui gioca alzatore, il fratello dall'altra parte gioca libero. Qui con me come sempre al commento Renato Gallo, che sta ancora sistemando qualcosina a livello audio. Eccomi. E alla regia Annalisa Gallo. Ci sono, buonasera. Sì, siamo appollaiati in un angolino del campo, vista la struttura dove si svolgerà ora la partita. Tutto pronto, non va bene. Santa Croce al servizio, quindi Rocella in +1. Buiatti subito verso Sicuro, ricevuto dal libero Meleca. Santa Croce verso il numero 99 di Garbo. Buiatti sistema il pallone e inganna la difesa avversaria, mettendo a segno il pallonetto. Quindi buona la giocata di Buiatti che permette il primo punto. Sì, c'era centrocampo del Rocella senza difesa. Bugliatti ha visto. Orlando al servizio, Meleca riceve, Santa Croce in bugger verso il numero 6, Adornato, punto della Jolly. Ed è 2-0 il punteggio. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Su Di Garbo, pallone che finisce sulla rete, non riesce a raccoglierlo il centrale Gugliotta. Terzo punto per la Jolly 5 Frondi. Avanti qui 3-0 a Rocella. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Orlando, pallone su Meleca, è libero che non riceve bene, pallone che finisce da tutt'altra parte. Quarto punto della Jolly, ace per Peppe Orlando. Salutiamo ovviamente la famiglia di Peppe Orlando, che sappiamo che ci segue sempre. Chiama formazione il capitano del Rocella, Carrozza, che è anche l'allenatore. Su 4-0 ancora Peppe Orlando al servizio, sempre sul libero Meleca. Santa Croce la alza verso il numero 6 Adornato, pallone raccolto della Jolly, attacca Sicuro, la prende Santa Croce, attacca di nuovo Adornato e mette a segno il primo punto per il Rocella. 1-4 quindi il punteggio. Di Garbo al servizio per il Rocella. Non salta su Varamo, in bugger Sicuro, out, il suo colpo supera anche il muro avversario, non c'è tocco. 2-4, accorcia le distanze Rocella. Ancora al servizio con Di Garbo. Riceve ancora Varamo, Buiatti all'indietro per il suo capitano Cimino, che schiaccia benissimo nell'altro campo. Quinto punto per la Jolly. Buona la costruzione, Varamo, ottima ricezione. Buiatti, bella la sua alzata all'indietro a beffare il muro avversario.
Proprio Pugliatti al servizio, riceve Meleca non al meglio. Santa Croce ci arriva in bagger. Monteleone schiaccia sulla rete. Ed è sesto punto per la Jolly Cinquefrondi. 2-6 il punteggio. Ancora Pugliatti per la Jolly. +1 e +2 nelle squadre. Riceve Di Garbo e schiaccia Monteleone. C'è l'altro Santa Croce dall'altra parte. Attacca sicuro, tocca il muro. Monteleone, poi attacca Adornato, muro Jolly. Ancora Monteleone, Santa Croce a prendere questo pallone. Varamo schiaccia in pipe. Pallonetto di sicuro che non va a segno. Si ferma sulla rete. Non c'è stato il tocco del muro avversario, penso. 3-6 il punteggio. E al servizio il numero 10, Gugliotta. Non salta neanche lui da fondo campo e mette in difficoltà la ricezione avversaria. Pallone molto corto. Ace per Gugliotta. Ancora al servizio, qui da fondo campo. Stavolta riceve bene Puttorieri. Pugliatti la alza verso Cimino. Pallone che torna nel campo della Jolly dopo il bagger proprio di Gugliotta su questo pallone corto. E quindi settimo punto della Jolly, 4-7. Sicuro al servizio, spin per lui che si ferma sul nastro. (5-7) il punteggio. Adornato al servizio. Salta anche lui, spin, riceve sicuro. Pugliatti all'indietro per il suo capitano Cimino, schiaccia forte. Adornato non riesce a tenere il gioco il pallone e si riporta a +3 la Jolly Cinquefrondi. Anselmo Barreca al servizio per la Jolly. Pallone sul libero, tacco centrale del numero formazione 23 Spirli. Punto Jolly. L'invasione c'è stata? Una doppia, non ho visto il gesto dell'arbitro, non stavo guardando. L'arbitro ha chiesto che fallo di formazione, almeno dal simbolo, dal segno che ha fatto. Se riesco... Stavano giocando. Ok, palla Jolly. Primo arbitro Giorla Antonella, secondo arbitro Ultrone e Eugenio. Non ho capito cosa sia successo in questa azione. Servizio Jolly. Anselmo Barreca riceve Monteleone. Santa Croce indietro verso Adornato, riceve Pugliatti, ci arriva sicuro in bagger. Cimino poi Meleca a coprire. Ancora Santa Croce per Adornato che schiaccia forte ma non trova il campo avversario. 5-9 il punteggio. Derby non solo reggino ma derby anche di famiglia. Da una parte Alessandro Santa Croce, libero della Jolly, dall'altra si ferma sul Francesco nastro Santa Croce che è l'altro, che è l'alzatore del Roccella. Pallone intanto sul nastro della Jolly. 6-9. Monteleone al servizio. Pallone ricevuto dalla Jolly, giocato. E in campo Giacomino. La schiacciata di Giacomo Varamo, mentre la mia cuffia finalmente funziona. Bentornato. 6-10 il punteggio. Cimino al servizio per la Jolly. Forte spin. Meleca. Varamo e c'è anche invasione sì, di Santa Croce bis.
Francesco. Bis. 6, Abbiamo 11. lo scugnizzo di Siderno da entrambe le parti. Sì. Ancora Cimino al servizio, jump spin per lui, riceve Di Di Garbo, Garbo Pugliatti, riesce Sì. ancora su la sua una giocata. intenzione, non abbiamo capito, intenzione di Peppe. L'Orlando Furioso ha messo la palla per un centrale, invece c'era a fianco il suo alzatore. 6-12, ancora Cimino, stavolta out, sotto i nostri occhi, il servizio di Claudio Cimino, settimo punto Roccella. Cimino è in campo. Altro punto per Claudio Cimino, molto ricercato dall'alzatore della Jolly. 7-13. E si prepara per la Jolly Giacomo Varamo al servizio. Spin anche per Varamo. Monteleone in difficoltà. Attacca il numero 99 di Garbo, Murato. Muro di Peppe Orlando. 7-14. Stranamente tutti i giocatori stanno andando in spin, battuta spin. Sì, hanno provato questa settimana, Gabriele, hanno fatto tante prove al salto. Eccolo qua, Varamo in spin. Questa volta è out, ma devono provare, questa sera si deve osare. Bisogna 8-14 il punteggio. Santa Croce, Francesco al servizio. cosa che non capita dalla parte opposta con Santa Croce al servizio. Sicuro mette le mani Monteleone, Adornato la rimanda di là, si tuffa Puntorieri, Sicuro pallonetto, si rituffa Santa Croce, Muro. Di nuovo tuffo del libero. Varamo a raccogliere e schiaccia Sicuro, c'è il libero Meleca. Primo tempo centrale, e va in campo Gugliotta dopo un lungo scambio. Bella esecuzione di Gugliotta, si trova con il suo alzatore Santa Croce. 9-14, da sottolineare. Ha dato una gugliata a Gugliotta. Sì. Da sottolineare. Dov'è zio Ande? Qua o Non lo si so. sta ascoltando? Ancora Santa Croce al servizio. Riceve Puntorieri, Pugliatti, attacco centrale di Peppe Orlando, il pallone che viene recuperato. Pugliatti, stavolta verso Sicuro, schiacciaforte, c'è Meleca, Puntorieri, Pugliatti, dall'altra parte per Cimino. Di nuovo Su preso Meleca. Di mira Meleca, Che non sta rispondendo male, sta facendo ottimi recuperi dei palloni. 9-15, sì. abbiamo il tabellone sulla nostra testa, quindi dobbiamo fare un passo adelante. Pallone Meleca flottante di nuovo di Orlando, attacca Ma forte, attacca Adornato, Adornato, passa in mezzo al muro. Un muro era scomposto qui. Muro scomposto della Jolly che permette il punto facile ad Adornato. Al servizio di Garbo per il Roccella. Sì, vediamo se Di Garbo è garbata la. Primo tempo, ma è stato murato. Barreca ci riprova Sicuro con una palla difficile, altra palla dall'altra parte, è passato sopra l'asta. Sicuro si aiuta con il nastro, Meleca in bagger verso Monteleone, in pallonetto Puntorieri in bagger, Sicuro schiaccia come può, Meleca a ricevere. Di nuovo la combinazione Santa Croce Gugliotta. 11-15 il punteggio, si sono scaldate le due squadre, stanno iniziando a giocare di più rispetto alla prima parte. Di Garbo ancora al servizio. Pugliatti, la smista per Sicuro in pallonetto,
la copertura di Adornato, autocopertura, e poi mani out pure di Adornato, tocca sicuro in muro e pallone che schizza via per il 12° punto del Roccella. Ancora Di Garbo al servizio. Sì, quarta battuta per Di Garbo, 3 punti consecutivi al momento. Dicevamo sicuro, Murato sicuro, ci prova dall'altra parte Cimino, tocco del muro, si tuffa Di Garbo cercando di recuperare questa palla e finisce la sua serie positiva. 12-16 il punteggio qua al palazzetto di Roccella Ionica. Pugliatti al servizio, pallone su Di Garbo, sì. Santa Croce, l'alza verso Adornato, no, verso Monteleone, Monteleone che non manda dall'altra parte. Pugliatti al servizio. +1 quindi Jolly. C'è da sistemare la rete. Ora tutto a posto, gioco che può riprendere. Su Di Garbo, Meleca, Adornato, poi ha schiacciato Cimino tenta parte. il pallonetto ma si tuffa. Bravo Meleca. Ancora Adornato, Santa Croce dall'altra parte. Lo Scugnizzo. Di Garbo ci mette una pezza Cimino. Ancora Monteleone a schiacciare, ma schiaccia sulla rete. Sì, era scomposta, ha dovuto fare dei passi all'indietro, quindi difficile. Sì, pallone arretrato per lui. 12-18, confermo. Ancora Marco Pugliatti al servizio su Meleca. Santa Croce, primo tempo centrale. Questa volta non va a buon fine l'attacco del centrale, ma ci mette una mano ora Meleca. Santa Croce alla parte opposta, Cimino, tocco del muro. Ottima costruzione della Jolly che continua a ricercare il suo capitano Cimino e lui ne approfitta mettendo a segno. Non arrivo, giustamente. Volevo zoomare. Non ci arrivi lassù. Telecamera è 2,50 m e Gabriele non ce la fa ad arrivare. Avesse avuto un Peppe Orlando magari. Uno sgabello. Inquadriamo anche il pubblico presente qua alla tribunetta del palazzetto. Squadre nuovamente in campo. Punteggio sul 12-19. Marco Pugliatti a riprendere il gioco. Pallone su Di Garbo, sì, Santa Croce. Indietro verso Adornato. Adornato da Anselmo Barreca e Sicuro. E Andrea Sicuro. Fa rima, Adornato Murato. Murato. Pugliatti. Sempre su Di Garbo, sì, preso di mira. Primo tempo di nuovo bene con Gugliotta, si trovano bene. Il secondo Scugnuzzo di Siderno, ma lo Scugnizzo è uno solo. Vedremo chi ne uscirà vincitore da questa partita. Lo Scugnizzo è uno solo. Si ferma sulla rete intanto la battuta di Gugliotta. Sì, comunque dicevo, Roccella che ha individuato uno dei punti deboli della Jolly, l'attacco centrale, in cui il muro della Jolly non va, non è tanto sicuro, tenta la sua spin, quindi Roccella che sta facendo la maggior parte dei punti al centro. 14-21 il punteggio. Adornato al servizio.
Anche lui. Errore al servizio. 3 consecutivi. 2 dalla parte del Roccella, 1 dalla parte della cambio. Jolly. Nel Roccella entra il capitano number 1 Carrozza. Sì, anche allenatore Carrozza. Esce Adornato. Poi esce il numero 18, un certo Santa Croce Francesco, e al suo posto abbiamo il numero 12 Pistarà. Mentre dall'altra parte ci dice la nostra regista che c'è Raffaele Zangari che ha smanacciato ora questo pallone e si perfeziona il cambio. Rientra. Mi avevano chiesto di passargli il pallone, ma se mi muovo, smuovo tutto quanto, che siamo attaccati con le cuffie. Ricordiamoci di non correre. Monteleone intanto al servizio. Sul 15-22 fischia l'arbitro, batte subito Monteleone. Buiatti, la smista per Giacomo Varamo, non si tuffa Monteleone, punto per la Jolly 5 Frondi. 15-23. Cimino al servizio. Monteleone, primo tempo. Ottimo il recupero di Santa Croce. Forte Giacomo Varamo. Out. Non ce la fa a raddrizzare la palla Pistarà. Dargli quel tocco per farla cadere in campo. Merito di questo punto io lo darei anche a Santa Croce, ha fatto un grandissimo recupero. 15-24. Lo scognizzo di Siderno. Out intanto la spin di Claudio Cimino. (16-24) al servizio Gerardi. Sul sicuro Giacomo Varano tenta il pallonetto, si tuffa il capitano Carrozza e finisce così il 16-25 il primo set. Quindi squadre al cambio campo, un Roccella che ci ha tentato nel recupero del punteggio, ma la Jolly nettamente superiore in questo primo set di gioco. Abbiamo la classifica aggiornata? Sì. La possiamo vedere? Il nostro regista ora ci dà il via. Io ce li avevo, ma qualcuno ha toccato questa cartellina e non so dove è finita la classifica. La leggiamo insieme? Forse è questa. 65 punti, la Jolly 5 Frondi, matematicamente prima, dietro Bel Volley, Belvedere 58, terza posizione Corigliano Volley 56, poi Diamante 50 punti, Bisignano a 45, Montalto 43, Pallavolo Milani a 39, Rossano a 33, Roccella che sta sfidando adesso la Jolly a 30 punti, nona posizione. Poi decima posizione per la Volo Virtus Lamezia, 11° Crotone 19 punti, Cetraro a 18, poi Paola e Lamezia Volley penultima e ultima 13 e 9 punti.
Ricordiamo, ai playoff andranno le prime 4, dove la prima affronterà la quarta, la seconda affronterà la terza e poi le 2 vincenti si affronteranno. Invece nella Serie B femminile, Serie C femminile, la prima passa direttamente in Serie B. Tutto pronto per ricominciare, squadre nuovamente schierate in campo. Jolly con Varamo, Cimino, Puntorieri, Orlando, Pugliatti e Sicuro. L'altro centrale Barreca e l'altro libero Santa Croce, quindi stessa formazione del primo set. C'è un cambio nel Roccella, Carrozza all'alzata al posto di Santa Croce. Tanto qui Meleca sbaglia la ricezione, pallone che passa fuori dall'asta ed è primo punto per la Jolly Cinquefrondi. Sì, Giacomino Varamo, anche lui con la spin. Eccola. Ottimo il suo servizio, ricevuto bene. Alza Carrozza, il muro della Jolly tocca Peppe Orlando, ma non abbastanza da respingere il pallone con l'attacco del Roccella. 1-1 il punteggio. Carrozza al servizio. Giacomo Varamo con una mano. Cattiva ricezione di Giacomino. Carrozza al servizio. E out. Leggono bene i ragazzi della Jolly. Di nuovo parità tra le due squadre. Orlando Furiosa al servizio. Su Meleca che manda quasi contro l'arbitro, il primo arbitro Giorla Antonella, non so se le ha già detti gli arbitri, Gabriele. Sì. Stavo notando Remo in panchina della Jolly che legge gli appunti del mister, no, con la carpettina del mister. Peppe Orlando al servizio. Out, lascia sfilare Di Garbo. Non fa bene, ottiene il terzo punto per la sua squadra. Riceve Puntorieri. Pugliatti al centro per Anselmo Barreca. Ci arriva Carrozza e schiaccia Adornato. Puntorieri, Bagher sicuro, ottima la sua schiacciata, c'è però Meleca. Poi l'attacco di Monteleone che va fuori. Passa in vantaggio quindi la Jolly. Pugliatti al servizio. Out anche il suo servizio di poco sulla linea laterale del campo. Di nuovo parità. Servizio Roccella che si ferma sulla rete. Gugliotta se non mi sbaglio. Sì, numero 10 Gugliotta. Io continuo ad avere problemi con la mia cuffia. Sicuro al servizio. Pallone molto teso. Meleca. Stacca. Forte Adornato. C'è la copertura della Jolly. Poi Varamo. Mani out di Varamo che sfrutta le mani di Adornato. Ottimo questo attacco di Varamo, mi è piaciuto molto. Schiaccia bene sulle mani avversarie. Sicuro al servizio. Primo tempo. Centrale. E poi schiaccia Adornato. Pugliatti
verso Cimino, out il suo attacco. Sì, lunga la palla, non è riuscito Cimino dopo l'intervento a prendere posizione. Aveva solo quello spazio sinceramente per attaccare, quindi servizio di Adornato. Pugliatti ad una mano verso Cimino, Puntorieri ci arriva, poi anche Pugliatti schiaccia poi peccato. Un po' in confusione la Jolly in questa azione, con Pugliatti che è andato ad una mano. Ancora Adornato in spin su Puntorieri. Pugliatti verso Varamo, schiaccia bene questa volta senza muro, guarda l'angolino e niente può fare Di Garbo. Anselmo Barreca al servizio. Fallo di piede. Ieri sera gliel'ho detto. È tornato. Gliel'ho detto a tutti e due. Sia Antonio Melara negli allenamenti. Pallone teso, sicuro, non ci arriva. Prende prima con le braccia, poi con la faccia il pallone. Passa in vantaggio il Roccella, 8-7. Monteleone batte subito, copre Puntorieri, schiaccia Varamo. Tocco leggero, pallonetto a superare l'alto Gerardi. Sì, vabbè, ma il muro del Roccella era abbastanza scomposto, quindi Varamo ne ha approfittato. Cimino, stavolta non spin per lui, ma float. Di Garbo? Out. Non tocca il muro della Jolly. Direttamente out l'attacco avversario. Di nuovo in vantaggio la Jolly 5 frondi. Ancora al servizio con il suo capitano Claudio Cimino. Su Meleca si tuffa sicuro Giacomino ed è in campo. Avanti di 2 la Jolly. Ancora Cimino. Pallone teso. Primo tempo. Continua a soffrire la Jolly sui primi tempi avversari. Bravo che colpisce Orlando mentre stava per restituire il pallone alla squadra avversaria. Roccella al servizio. Primo tempo di Orlando Furioso. Out. Che out. E chiede anche a Pugliatti di farla un po' più alta l'alzata. Colpisce forte Orlando. Il pallone che è andato a finire out. Noi non vediamo nemmeno le linee da terra, da dove siamo posizionati. Forse dalla telecamera si vede. Puntorieri a ricevere. Giacomo. Mamma mia. Una splendida parallela. Muro 1. Capitan Carrozza tenta di opporsi. Varamo ha bucato il pavimento. È stato bravo qua. Schiacciato molto forte. 10-11. Giacomo Varamo al servizio. Spin. Forte e out. 11-11. L'importante è che stanno passando di là queste spin per la Jolly. Sì. Perché almeno nelle altre partite gli errori c'erano, ma perché si fermavano sulla rete. Puntorieri a ricevere. Sicuro. Schiacciata. Attenzione. Free ball. Attacca Adornato. Pugliatti in bagger verso Sicuro. Carrozza. Primo tempo. Attacco. Sì, sempre del numero 10. Pugliotta. Si palla non al meglio, ha visto, ha dovuto girarsi all'indietro. Continuano i punti del Roccella al centro. Sempre con Gugliotta. Carrozza al servizio, riceve Varamo.
Bugliatti al centro per Pepperland. Di nuovo out. È in sì. campo. No, Tocco avversario. Ed è proprio Pepperland ad andare al servizio sul 12-13. Anche Peppe Orlando ieri ha provato le spin, Gabriele, anche con sì, ma lui a inizio anno batteva con le spin a inizio anno, poi è passato alle float, qua ricezione difettosa del Roccella, Bugliatti, la smista per sicuro, tira out. Però c'è, io l'ho vista out, è in? È in. Tu sei in direzione, io ho il palo. Sì, io l'ho vista out. Si vede dal replay? Era out, ma io l'ho vista abbastanza out. 12-14. Peppe Orlando ancora al servizio. Carrozza, la smista verso posto 4. Giacomo a fondo campo, alza Orlando, sparaccia, smanaccia, sicuro. Stavolta l'arbitro la vede. Pallone out nettamente. Accorcia le distanze Roccella. Di Garbo al servizio. Su Giacomo Paramo. Cimino senza muro, non sfrutta l'occasione. Pallonetto, ma c'è buona guardia di puntorieri. Sicuro. Bravo. Out. Sì. Stavolta aveva colpito bene Andrea Sicuro, però schiaccia forte e pallone che va out. Riaggancio Roccella. Ancora Di Garbo. Riceve Sicuro, Bugliatti all'indietro per Cimino. Tocca il muro. Carrozza in bugger verso Adornato. Puntorieri. Ancora Sicuro. Murato. Ha schiacciato. Ed è vantaggio del Roccella. Ancora Di Garbo al servizio. Roccella che fa male alla Jolly, sempre con Di Garbo al servizio. Puntorieri, Bugliatti e poi Barreca che mette a segno. Sì, non pronta la difesa del Roccella su questo attacco centrale di Anselmo Barreca. +1 Jolly, Bugliatti al servizio. Meleca si tuffa. Sì, muro a 1, niente può fare lo Scugnizzu sull'attacco di Adornato. Gugliotta al servizio. Parte subito Puntorieri, in dubbio se andare in palleggio o in bugger. E poi Cimino in pallonetto, troppo lungo e largo. E pallone out, 17° punto del Roccella. Avanti di 2. Ancora Gugliotta. Riceve Varamo, Sicuro a schiacciare. C'è la copertura a fondo campo. Pallone che viene recuperato. Bugliatti. Ancora Cimino schiaccia sul muro. Bugliatti stavolta sceglie Sicuro, un po' in difficoltà, tocca il nastro. Sì. Carrozza, attacco centrale, ma c'è il pallone accompagnato, se non mi sbaglio, sì, di Carrozza. Sì. Che è andato all'alzata ad una mano. Un pallone in carrozza. 17-16. Sicuro al servizio, proprio davanti a voi. Carrozza in bugger, Monteleone schiaccia, ci arriva Santa Croce, Varamo forte, non c'è copertura della Jolly, ha tentato di arrivarci Sicuro, ma il pallone è caduto proprio lì dove non c'era nessuno a coprire. Forse Cimino doveva stringere un po'. Ha tornato al servizio sotto rete. Sbaglia completamente questo servizio. Tra un po' il pallone sarebbe passato completamente sotto la rete.
18-17 il punteggio. Anselmo Barreca al servizio. Su Di Garbo. Tocco del muro. Pallone che torna nel campo del Ripoll Roccella. dalla parte opposta per un primo tempo dove Sempre. Non c'è guardia. Stavolta è stato Gerardi ad effettuare il primo tempo e non l'altro centrale Gugliotta, ma ha fatto male lo stesso alla Jolly. Monteleone al servizio. Sicuro non sono pronti. Problema di ricezione, sì. Carrozza alla rimandela. Giacomo si tuffa, ottimo tuffo di Meleca. Pugliatti. Gomito a toccare la rete, sì. Di Adornato, se non mi sbaglio, per il Roccella. 19-18 servizio. Muro di Varamo addirittura. Pugliatti a schiacciare. È out, completamente out, sì. Di Garbo, sì. Di nuovo parità. Non sono stati ancora chiamati time out, anzi sì, uno nel primo set da parte del Roccella. Cimino. Adornato. Carrozza la alza verso Forte. Monteleone. Sì, Adornato. Adornato, sì. Schiaccia forte. Senza Adornato. Muro, carica il suo destro. Ancora servizio Roccella, sicuro. Giacomo sfrutta le mani con il muro in ritardo, la palla si impella, la palla si impenna. Bravo Varamo, in questa schiacciata ha trovato perfettamente le mani del muro avversario. Ed è lo stesso Giacomo Varamo al servizio. Davanti a voi. Stavolta ed è lasciano sfilare i giocatori del Roccella, la palla finisce a fondo campo sulla riga. Sì, che non effettua più la spin, ma la float ha mandato in inganno gli avversari. L'hai chiamato? Time out. Sì, chiama time out il Roccella con il coach Carrozza, che è anche l'alzatore ed è anche il capitano della squadra. Fabio che si vuole per forza far inquadrare. Remo oggi lasciato a riposo. Squadre di nuovo in campo sul 20-21. Giacomo Varamo pronto al servizio qui davanti a voi. Pallone stavolta abbondantemente out. Poi Gabriele inquadra le ombre cinesi. È vero, abbiamo, come potete vedere, le ombre. Si vedono. Sì, degli alberi. Sicuro sbuccia la palla. Puntorieri, si rimette la pezza. Tacco centrale, stavolta viene coperto dalla Jolly. Sicuro, non tira forte, ma va cerca in palleggio. l'angolina. Muro di Pepper è out. È out. 22-21. Questo muro purtroppo è finito out. Carrozza al servizio. Formazione per Capitan Cimino. Sì, è chiesto già formazione Cimino. Carrozza che ha battuto al fischio. Sul 22-21. Può riprendere il gioco facendo il secondo arbitro, fischia il primo arbitro. Carrozza al servizio, sicuro riceve.
Pugliatti, la smista al centro per Peppe Orlando, Meleca in tuffo, schiaccia forte le out, nuovamente il muro di Peppe Orlando con la schiacciata, se non mi sbaglio, di Adornato. Ed è time out Jolly. Eh sì, ci sta sul 23-21. Si tengono caldi Zangari e Remo, come vedete si stanno riscaldando. Roccella già pronto ad entrare in campo. Tomasello che ancora richiama i suoi. Fischia adesso il secondo arbitro. Rientrano in campo le due squadre. Batte Carrozza su puntorieri Pugliatti, la smista. Cimino, palla alta, non ce la fa il numero 10 Gugliotta a riprendere questa palla dopo che il nastro l'aveva fermata. Peppe Orlando al servizio. Meleca in tuffo, Carrozza per la parte opposta, bel muro, ma passa da quest'altra parte. Sicuro, tenta il pallonetto, si tuffano in due, Carrozza e Adornato, e la palla finisce a fondo campo. Sì, bravo Sicuro qua a mettere la palla in zona di conflitto, ed infatti poi nessuno è riuscito a prendere il pallone. 23 pari, riaggancio della Jolly che era sotto di 2. Peppe Orlando al servizio. Pallone teso su Carrozza verso di nuovo Adornato. Muro vincente questa volta in campo. Sì, muro composto da Pugliatti e Sicuro per mandare la Jolly al set point. Chiama time out il Roccella. Quadrato anche il pubblico. Squadre nuovamente in campo dopo il time out. 23-24, set point Jolly. Ancora Peppe Orlando al servizio, il centrale della Jolly. Riceve Monteleone, Carrozza verso Adornato, tocca il muro della Jolly, poi Varamo al fondo campo. Cimino in bagger, è Sicuro! Appoggia quanto basta questo pallone che tocca il nastro e inganna gli avversari. E la Jolly vince il secondo set 23-25, 2-0 qui al palazzetto di Roccella Ionica. Cambio campo per le due squadre e andiamo verso il terzo set. Volete dire le gare che si disputano questa settimana? Sì, si sputano? Se trovo vediamo un po' la mia regista dove me ne ha. Allora, 25esima, ce l'ho. Allora, oggi Lamezia Volley al Lamezia Derby, Lamezia Volley contro la Volo Virtus Lamezia. L'altra partita è Diamante Sport contro Volley Paola e la nostra partita. Domani si terranno
Corigliano Volley contro Crotone, Cetraro contro Bisignano, Montalto contro Rossano, Bel Volley Belvedere contro Pallavolo Milani. Prossima giornata, vediamo anche la prossima. La prossima e ultima partita di campionato, dovrei averla. Abbiamo la 26esima giornata. Si inizia sabato con Jolly Cinquefrondi Corigliano, Bizantino Pallavolo Rossano contro la Belvedere Giancotti Bel Volley, Volo Virtus Lamezia contro il Roccella, poi domenica Pro Volley Crotone Polisportiva Montalto, Scuola Volley Paola Elio Group Cetraro e per finire Bisignano Diamante Sport e Pallavolo Milani Lamezia Volley. E poi dovrebbero essere definitive la situazione in classifica. Noi dovremmo incontrare il Diamante Sport, perché Bisignani ha 5 lunghezze, ci sono 6 punti in palio. Dobbiamo vedere se vabbè sì, seconda e terza si affronteranno. Oggi sempre loro se non sbaglio, oggi il Corigliano incontra, andiamo a vederlo, Corigliano, dove sei Corigliano? È su in cima, ecco perché non lo vedo. Crotone. Gioca a Crotone il Corigliano, mentre il Diamante va a Paola. Quindi questa sera se il Corigliano vincerà sarà matematicamente terzo. Intanto punto della Jolly, Lanzatore che è Carrozza, ha toccato la rete, che gioca domani comunque, o il centrale. È il Diamante che gioca stasera contro il Paola, quindi dobbiamo aspettare domani per sapere la quarta posizione in classifica. Carrozza la smista verso il numero 6, Adornato schiaccia forte e mette a segno parità di nuovo tra le due squadre. 2-0 di set per la Jolly, 1-1 il punteggio in questo terzo set qui al Palazzetto dello Sport di Roccella Ionica. Servizio di Garbo, di Geve Varamo, Pugliatti verso Sicuro, schiaccia male, non oltrepassa la rete, il suo attacco scordinato su questo pallone. Andrea Sicuro passa in vantaggio Roccella, al servizio ancora con Di Garbo, frettoloso qua, sì, nella battuta, l'ha proprio buttata via, smanaccia, di nuovo parità e Pugliatti al servizio. Le squadre sono le stesse del secondo set. Sempre su Di Garbo, Meleca ad alzare per Adornato, Pipe di Varamo, si tuffa Di Garbo, niente da fare. Oggi sta avendo parecchi problemi nella difesa e nella ricezione Di Garbo, infatti è preso di mira dagli avversari. (2-3) Pugliatti al servizio, sempre su Di Garbo, attacco centrale, stavolta viene preso dalla Jolly, Santa Croce e schiaccia, ed è out. Cimino, tocco del muro avversario. Tocco del muro? Secondo l'arbitro sì. Gugliotta si lamenta della scelta dell'arbitro. Anche Monteleone. Quindi avanti di 2 la Jolly. Pugliatti al servizio. Sì. Ancora difettosa la ricezione di Garbo. Ace quindi per la Jolly con Pugliatti. Il cambio esce proprio Di Garbo, entra il numero 25 Tirotta.
Pugliatti è pronto per la Jolly. Meleca adornato forte, ma c'è bene Giacomino Varamo, sicuro la manda giusto dall'altra parte. Davanti al neoentrato Tirotta, che non si tuffa. E qui hai visto cemento e poi 3 mm di tappetino. È duro. Meleca, primo tempo del solito numero 10 Gugliotta, che alla Peppe Orlando ha schiacciato, che ha una molto bravo una buona in questa schiacciata. È proprio lui, Gugliotta, ad andare al servizio per il Roccella. Pallone molto corto, Varamo raccoglie il pallone, Pugliatti passa di là poi con sicuro attacco centrale vincente del numero 28, Gerardi. Da centrale a centrale. Prima Gugliotta, adesso Gerardi. Cambio nelle file della Jolly, esce Anselmo Barreca ed entra Antonio Melara. L'abbiamo visto settimana scorsa in finale di Coppa Calabria. Con molto grintoso. Qual è l'urlo di Melara? www.melara.it. Tanto servizio di Roccella. Pallone che si ferma sul canestro del non va a canestro. 5-6. Ha tentato il tiro da 3 punti di Giacomino Varamo. Sì. Ma pallone che non è entrato nel cesso. Time out Jolly. 5-6. È bianco il Pizzul. Non è bruno. Le urla di Monteleone nelle file del Roccella. Tomasello che richiama i suoi. Rientrano in campo le squadre. Ancora Gugliotta al servizio per il Roccella. Roccella che insegue di uno. Sempre su Varamo che è in difficoltà. Cimino, si distende il nuovo entrato Tirotta. All'altra parte il Bagher, poi Pugliatti, Cimino, schiaccia forte Cimino. Non ce la fa con una mano, adornato a raddrizzare questa palla. E torna in vantaggio di 2. Il 5 Frondi. Che ha effettuato un'ottima costruzione. Sicuro al servizio. Su Monteleone, primo tempo, ma tocco del muro, primo tempo di Gerardi. Era anche in, come sempre, Jolly preparata sui primi tempi avversari. Vediamo se Tomasello sistemerà qualcosa, no? Durante la settimana di allenamenti, perché in tutta questa stagione si è vista una Jolly problematica con i primi tempi avversari. Buono riceve Puntorieri. Pugliatti buona per Giacomo Varamo che sfrutta il muro basso del capitano. Ormai è il suo colpo, Varamo che cerca sempre le mani del muro avversario. Avanti di 2 la Jolly, 6-8. Melara al servizio. Calpesta anche lui. Prima Barreca nello scorso set, adesso Melara. (7-8). Batte subito Monteleone, pallone corto. Cimino tocca contro l'asta. Il pallone era molto basso per lui. Sì. E c'è di nuovo parità tra le due squadre. Monteleone al servizio. Non finisce neanche il fischio dell'arbitro che subito batte Monteleone. Intanto Gerardi che aveva rimandato il pallone di là, poi Carrozza
Stacco di Varamo, come sempre fa uso delle mani avversarie, tocca Carrozza al muro e Varamo riporta in vantaggio la Jolly. Cimino al servizio per la Jolly. Su Tirotta che rimanda dall'altra parte. Santa Croce, bravo Pugliatti qua. Vede il buco. Ottimo, inganna gli avversari Pugliatti. È il secondo punto che fa così, se non mi sbaglio. Sì. Abbiamo visto un altro nel primo set. E passa nuovamente in vantaggio di 2 la Jolly. Ancora al servizio con il suo capitano Cimino, riceve Monteleone. Carrozza, adornato, ma c'è buona difesa Giacomo Varamo anche dalla parte opposta con Meleca su schiacciata di Varamo. Tirotta, tiraccia, ma c'è invasione. I Pugliatti, se non mi sbaglio, che tocca la rete quando salta al muro. 9-10, cambio per la Jolly. Esce Pugliatti, entra Spanò, esce Cimino ed entra Laurendi. Quindi cambio di opposti e cambio di alzatori per la Jolly. Pronto Gerardi alla battuta. Tutto pronto, gioco che può riprendere, ancora no, si sta scrivendo il cambio nel segnapunti, ora si può riprendere. Gerardi, pallone sicuro, sì. Laurendi verso Spanò. Si fa sentire subito l'opposto della Jolly, 5 frondi. Appena entrato, anche l'ottima alzata di Laurendi. E schiaccia nei 3 metri Spanò. Sì. 9-11. Varamo al servizio, pallone flottante per lui, riceve Monteleone. Carrozza. Primo tempo, ma Murato si tuffa. Sicuro, Santa Croce sicuro, eccolo, infatti l'ho chiamato. Schiaccia bene Andrea Sicuro. Lo Scugnizzo di Siderno prima era, siccome viene Scugnizzo di Siderno e quindi dico sicuro. Ecco là Santa Croce. 9-12. Ancora Varamo al servizio, ma il pallone che si ferma dopo della linea di fondo. 10° punto per il Roccella, al servizio con il capitano Carrozza. Da fondo campo anche lui. Laurendi all'indietro per Spanò, tocca il muro. No, non tocca il muro. Tocca il nastro sulla schiacciata di Spanò. Ritorna nel campo e quarto tocco. 11-12, accorcia le distanze il Roccella. Ancora Carrozza che sbaglia il servizio, colpisce il pallone ma non abbastanza forte da farlo passare nell'altro campo il Roccella, in cui la maggior parte dei giocatori effettuano questa battuta da fondo campo senza salto in maniera svogliata. Sì. Per cercare palloni corti lo stanno facendo. Carrozza, primo attacco tempo, centrale, out. Questa volta il nastro tradisce. Sì, gli va bene alla Jolly questa volta. Come sempre, primo tempo cercato del Roccella, gli va bene alla Jolly, pallone out. 11-14. Ancora Pepperland al servizio, sul libero Meleca. Schiaccia Adornato, muro composto di Spanò. Si tuffa Meleca ma non riesce Gugliotta poi a ritirarla e manda out. Muro composto dalla coppia Spanò e Laurendi. Ancora Pepperland su Meleca. Primo tempo, ma sembrava un primo tempo, ma trova anche Capitan Carrozza il buco nella Jolly a centrocampo. 12-15. Tirotta.
Attacco centrale di Melara che mette a segno ed esulta Antonio Melara. 12-16. Classe 2003, ricordiamo, Antonio Melara. Antonio Spanò. Antonio, sì. Raul. Tacca. È out. Tanto È tornato in. Sì. (13-16). Gugliotta al servizio per il Roccella. Anche Gugliotta da fondo campo. Infatti adesso apparirà sul vostro schermo. Eccolo. Sicuro, schiaccia bene. Gugliotta ci ha messo una mano, pallone che viene recuperato. Monteleone a rimandarlo di là. Laurendi all'attacco centrale verso Melara. Sì. Melara si porta giù la rete. 14° punto Roccella. Cambio, si chiudono i due cambi della Jolly, quindi rientra l'alzatore titolare Bugliatti ed esce Spanò, esce Laurendi ed entra l'opposto titolare Cimino. Chiude il cambio il mister Giacomo Tomasello. 14-16 il punteggio. Gugliotta al servizio, out, colpisce troppo forte il pallone ed è 14-17. Mentre per la Jolly è pronto, sicuro al servizio, non più spin per lui, riceve male Tirotta. Pallone rimandato di là, free ball. Schiaccia Varamo. Meleca verso Monteleone. Bugliatti ancora verso Varamo, schiaccia bene Meleca a difendere il suo campo. Santa Croce. Bugliatti verso Cimino. Questa volta bravo. La spinge giusta. Cimino. Meleca che aveva fatto un passo in avanti pensando al pallonetto, sì. Invece Cimino allunga e trova fondocampo sguarnito. 14-18. Sicuro al servizio. Male la ricezione di Monteleone. Schiaccia però bene, ma c'è Santa Croce a coprire. E poi c'è una ottima schiacciata di Giacomino Varamo, ma c'è una doppia. Sì, di Bugliatti. 15-18 il punteggio, cambio per il cambio Roccella. alla battuta, esce il numero 6 Adornato ed entra un altro Santa Croce. Ma va, il Santa Croce che ha iniziato la partita. Parte Santa Croce, riceve Puntorieri però. Dall'altra parte c'è Puntorieri come libero. Vediamo se riceve Puntorieri, ma viene intercettata da... Poi Melara ha schiacciato quanto bastava per mandare il pallone di là. Azione confusionaria sia da una parte che dall'altra. Di più però nella Jolly, che infatti regala a questo punto al Roccella 16-18. 18 i punti della Jolly, 18 sì. Anche il numero di chi batte nel Roccella. Diciamo che è iniziato con Sicuro che ha intercettato la palla che era diretta per il libero Puntorieri, palla sì. Di proprietà di Puntorieri. Santa Croce che è entrato al posto di uno schiacciatore, al posto di Adornato, sia per far riposare un po' Adornato, sia per avere il servizio appunto di Francesco Santa Croce. Ok, pronti? 16-18. Santa Croce questa volta è Puntorieri. Giacomo Varano in campo. Ottimo, si è coordinato bene il ragazzo della Jolly. Ha visto fondo campo senza difesa. Non si chiude il cambio nel Roccella, quindi rimane Santa Croce a schiacciare lui che è alzatore. Tirotta, primo tempo vincente? Sì. Sì.
d'astuzia questo tiro. 17-19, Monteleone al servizio per il Rocella, batte subito, sicuro a ricevere, Pugliatti, la smissa all'indietro per Cimino, autocopertura, non ci arriva Puntorieri su questo pallone, in conflitto con Peppe Orlando, ancora un po' di confusione nella Jolly a livello di intesa. A -1 il Rocella, ha tentato una palla corta, cortissima. Enrico Monteleone. Detto? No. Tu lo conosci, detto? Come... non lo so, tu lo conosci. Enrico Tirotta, primo tempo out. 18-21. Lo conosco ad Enrico perché ha giocato con me a beach volley a 5 fronti. Quindi non è Enrichetto? No, anche perché è abbastanza grosso. Appunto, è Enrichetto. Cimino, passa nastro. Sul nastro e poi manda in confusione Monteleone. Sì, che non aveva le braccia distese nel bugger. Tanto c'è un cambio. È uscito l'alzatore. Capitan Carrozza ed è entrato il numero 12, Pistarà. Farà alzatore Pistarà? No, penso lo farà Santa Croce. Sì. Sì, Santa Croce ad alzare. Attacco vincente sempre con il primo tempo di Gerardi stavolta. 19-22 il punteggio, è proprio Gerardi al servizio per il Rocella. Su Puntorieri, primo tempo di Orlando Furioso e questa volta con rabbia, scaramento a terra. (19-23) il punteggio, cambio nella Jolly, esce Varamo, Giacomo Varamo ed entra Raffaele Zangari o Corsetti. Lunga storia, questa non la potete capire se non avete seguito la partita di Coppa contro il Bisignano. È out, colpisce male. 20-23, 20° punto del Rocella sul servizio out di Raffaele Zangari, che rimane in campo. Cambio nel Rocella, esce il numero 12 Pistarà ed entra rientra Capitan Carrozza, allenatore pure, coach mister Carrozza, ed è uscito anche Santa Croce Francesco e Santa Croce Alessandro. È rientrato Adornato, quindi +1 per il Rocella. L'attacco vincente di Peppe Orlando a scavalcare il muro avversario, non ci arriva Carrozza, perlomeno ci è arrivato, ma nessuno poteva rimettere in gioco il pallone sul secondo tocco. 20-24 match point per la Jolly, sì. Primo match point nelle mani della battuta di Peppe Orlando. Passa nastro. Il nastro e sicuro la manda a terra. Mette a segno proteste del Rocella su questo punto, ma il punto è evidente. Molto arrabbiato Carrozza. Capitan Carrozza. Sì. Ma comunque Jolly che vince la partita 19-25 questo quinto set. Ricordiamo i parziali, Renato. 16-25, 23-25 e 20-25. 20-25, non 19-25. Quindi finisce qua la partita al palazzetto di Rocella Ionica. Tra i due Santa Croce ne esce vincitore quello della Jolly, Alessandro è libero, vince il suo derby di famiglia. Quindi vi lasciamo ai festeggiamenti dei ragazzi, gli applausi del palazzetto di Rocella che ha giocato questa sua ultima partita in casa per quest'anno, la prossima ce l'avrà fuori casa e noi ci rivedremo settimana prossima in casa al Palaponini
contro Corigliano Volley. Vi aspettiamo in tanti per il nostro collegamento in diretta dal palazzetto. Grazie ancora per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci.